Ben ritrovati con Screenshot, puntata dedicata ovviamente all'ultimo giorno di scuola, con l'autonomia. Ovviamente qualche scuola ha terminato prima per la gioia di tantissimi studenti, però oggi è il giorno ufficiale di chiusura, 3 mesi di pausa meritati per i ragazzi, però alcune problematiche che rimangono in vista del prossimo anno, ma anche in vista magari anche di questi esami di maturità che ci sono. Vogliamo fare un approfondimento direttamente con Luca Gervasutti, che è dirigente dello Stellini e anche posizione importante all'interno dell'Associazione Nazionale Presidi, e volevamo chiedere, insomma, capire innanzitutto come è andato quest'anno, variegato, perché è iniziato un po' maluccio, insomma, con la questione pandemia e tanti problemi che non erano stati risolti. Finito forse in meglio. Sì, sarebbe eccessivo definirlo un anno normale, perché diciamo fino a gennaio compreso abbiamo dovuto fare i conti con una situazione determinata dal Covid ancora molto difficile. La situazione al momento è decisamente migliorata. Certo, siamo cautamente ottimisti in vista del prossimo anno scolastico, ma dobbiamo comunque mantenere sempre alta l'attenzione rispetto al Covid e non solo, per fare in modo che il prossimo anno possa essere davvero un anno normale. Un anno normale che può essere fatto se vengono risolte alcune problematiche? Ce ne sono ancora? Allora, ci sono problematiche legate al Covid, ma quelle insomma, scopriremo solamente con il tempo se il Covid ce lo siamo messi alle spalle o meno. Ma ci sono anche altre questioni che devono essere risolte e che chiamano in causa gli investimenti legati al mondo della scuola, per esempio, e questo ovviamente ha delle ripercussioni sull'organico, sulla possibilità di garantire la continuità didattica, sulla possibilità di avere del personale amministrativo adeguatamente formato, perché ci sono diversi aspetti, insomma non solo quelli legati al Covid, ma anche altri aspetti su cui è necessario fare chiarezza prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Può essere magari più preciso? Si parla di organico, si parla di personale dal punto di vista docenti, ma anche tecnico-amministrativo? Sì, assolutamente. E in questo caso a me preme soprattutto precisare il fatto che è importante la qualità prima ancora della quantità. Certamente dobbiamo evitare situazioni come le classi pollaio, dobbiamo evitare di avere un numero troppo esiguo di collaboratori scolastici all'interno delle scuole, anche per garantire non solo la pulizia ma anche la sicurezza degli edifici, ma soprattutto quello che è importante è garantire un'adeguata formazione al personale docente che arriva, ma anche al personale ATA, e quindi parlo di collaboratori scolastici, di assistenti amministrativi, di assistenti tecnici, tutto quel personale che è fondamentale per far funzionare adeguatamente la scuola. Purtroppo molto spesso nelle scuole arrivano personale che non è adeguatamente formato, personale che magari si ferma solo per un anno e su cui diventa difficile anche fare degli investimenti dal punto di vista formativo. Concorsoni servono? Ma allora, io credo che si debba fare una riflessione molto attenta sulle modalità di reclutamento del personale docente. I concorsi certo sono importanti, ma devono garantire la qualità. Ci sono troppi vincoli, troppi lacci e lacciuoli che impediscono ancora al dirigente scolastico di poter scegliere quello che è veramente il meglio, quello che veramente serve all'istituzione scolastica. Un tentativo era stato fatto con la legge sulla buona scuola, con la 107, tentativo che poi è abortito per veti incrociati che arrivano da partiti politici, da sindacati, in modo trasversale, ma quello era un primo tentativo per andare verso questa direzione. Io credo che quell'esperienza dovrebbe essere riconsiderata, magari rivista, migliorata, ma non definitivamente cestinata. Investimenti anche sugli edifici direttamente? Sì, credo che la stragrande maggioranza degli edifici scolastici sia inadeguata ad ospitare le scuole del secondo millennio, del terzo millennio. Siamo in presenza di molte situazioni che richiederebbero edifici totalmente nuovi. Invece si procede ancora per rattoppi e questo non è il modo migliore, secondo me, per andare avanti. Le scuole del terzo millennio dovrebbero essere veramente a misura di ragazzo e dovrebbero
come dire, rappresentare una sorta di terzo insegnante, no? Cioè lo spazio non è mai neutro, lo spazio è fondamentale e aiuta ad apprendere meglio. Ecco, tutto questo deve essere attentamente considerato. Senta, i ragazzi sono adeguatamente formati per affrontare poi l'università e il mondo del lavoro. Spesso si è parlato di questo mismatch che manca, no? Tra il mondo del lavoro e poi la scuola. Allora, è sbagliato fare di ogni erba un fascio, no? Ogni scuola fa storia a sé. Più in generale, è vero quello che lei dice, cioè effettivamente il mondo del lavoro lamenta il fatto che la scuola non sviluppi determinate competenze che sono poi fondamentali per entrare adeguatamente nel mondo del lavoro. Si tratta di quelle competenze trasversali, di quelle soft skills che la scuola talvolta promuove anche in modo inconsapevole, ma che non valorizza e non valuta mai. Cioè ci sono studenti che magari hanno delle competenze trasversali molto importanti e queste competenze non vengono mai valutate, quindi ci si limita a valutare gli apprendimenti nelle materie curricolari. Ma il mondo del lavoro richiede anche altre competenze. Ecco, la scuola secondo me dovrebbe arrivare a misurare e a valutare queste competenze accanto alle competenze tradizionali, quelle nelle materie curricolari. Forse di mea colpa anche? Sì, assolutamente. Noi allo Stellini, per esempio, abbiamo fatto un sondaggio nelle scorse settimane rivolto agli studenti chiedendo loro quali competenze vengono richieste secondo loro dal mondo del lavoro e se queste competenze vengono promosse dalla scuola che stanno frequentando. Il sondaggio ha dato dei risultati molto interessanti perché ci invita e ci induce a riflettere su come dovremmo tarare meglio e riorientare meglio la nostra offerta formativa per rispondere alle aspettative dei ragazzi, delle famiglie, ma anche a quelle del mondo del lavoro. Complimenti che avete sentito i ragazzi, no? Innanzitutto, che sono i primi attori e sono i principali destinatari del mondo del lavoro un domani. Mi verrebbe da chiedere che magari negli anni passati non si è fatto questo e appunto sia un po' sbagliato. Ecco. Sì, assolutamente, bisogna arrivare proprio a questo. Io credo che per ricostruire la scuola dopo questi anni così difficili sia importante anche ascoltare la voce dei ragazzi. Credo che in tutte le scuole ci siano molti ragazzi, non dico tutti, ma molti ragazzi che hanno delle idee molto valide che devono essere considerate. Quindi pensare di ricostruire, mi si passi il termine, la scuola escludendo la voce dei ragazzi credo che sarebbe un errore madornale. Senta, noi adesso oggi indossiamo la mascherina, ci troviamo all'esterno, ma all'interno di un istituto, come tanti altri ovviamente, in cui bisogna adottare questo dispositivo. Ed è sempre stato così da circa 2 anni praticamente. Queste mascherine se ne andranno via probabilmente dal prossimo anno scolastico, ma già con gli esami di maturità. O almeno così si è capito una parte probabilmente nell'orale, forse nello scritto si lamenterà, io non sono riuscito a capire bene, riesca a chiarircelo a leggere Vasutti, cosa accadrà anche per farlo capire ai maturandi. Allora, ci sono delle indiscrezioni secondo cui le prove scritte prevederanno ancora di indossare le mascherine, mentre per gli orali, per i colloqui, i ragazzi avranno la possibilità di togliere la mascherina. Sono però solo indiscrezioni, peraltro in qualche modo avallate dal ministro Bianchi, ma vedremo nei prossimi giorni se saranno effettivamente approvate queste decisioni e quindi comunicate ufficialmente alle scuole. Si tratta al momento solo di indiscrezioni. Uno dei temi più legati al tema del Covid e che sicuramente ha posto più problemi è la questione dei trasporti. È stata risolta? Mi verrebbe da dirci, sì, adesso probabilmente ci sono autobus ma mancano autisti, no? Quasi. Non è un tema che magari forse vi riguarda la mancanza di autisti, però la ricaduta c'è sempre, no? Sì, però anche in questo caso passi avanti ne sono stati fatti. Devo dire che sto raccogliendo da parte delle famiglie delle preoccupazioni rispetto a quello che sarà l'organizzazione dei trasporti nel prossimo anno scolastico. Organizzazione dei trasporti che è strettamente legata all'organizzazione dell'orario settimanale. Per esempio qui allo Stellini abbiamo fatto un sondaggio per chiedere il gradimento circa la settimana corta.
Molte famiglie sono favorevoli alla settimana corta, ma evidenziano il fatto che poi potrebbero avere i ragazzi dei problemi con i trasporti. Quindi sicuramente è necessario un rapporto ancora più stretto tra le istituzioni scolastiche e chi si occupa dei trasporti per fare in modo che le famiglie non vengano penalizzate da questo punto di vista. Allora, Gervasutti, adesso ci separiamo un momento per la pubblicità. Se Gian Domenico Ricci che ci sta seguendo ci dà il via libera, mi facciano di sì, quindi noi facciamo un attimo di pubblicità, poi lanceremo un servizio fatto dalla nostra Alexis Sabato in mezzo ai ragazzi, li abbiamo sentiti, oggi è l'ultimo giorno di scuola, tra festeggiamenti, riflessioni e considerazioni, e anche e soprattutto con i genitori, e torneremo in studio e poi concluderemo di nuovo con lei con un consiglio anche per i giovani, no? Per quest'estate. Pubblicità. Eccoci per questa seconda parte di Screenshot dedicata al mondo delle scuole. Ragazzi, beate voi, avete 3 mesi davanti per potervi rilassare. Prima ascolteremo voi direttamente le vostre interviste, quella dei genitori e poi un consiglio anche da parte del preside dell'Ostellini, Luca Gervasutti. Lanciamo questo servizio a cura di Alexis Sabato realizzato questa mattina. Tantissimi genitori ma anche nonni qui nell'ultimo giorno di scuola all'istituto Bearzi per venire a prendere i figli e i nipoti in quest'ultimo giorno di scuola. Come lo vivete voi? È come un sollievo, finisce la scuola così non c'è più il pensiero di venire a prendere i bambini. Sì. Ma com'è stato quest'anno scolastico? Lei da nonno come l'ha vissuto? Un po' diciamo sì, il fatto del Covid ci ha portato diciamo ad avere delle difficoltà, sì, diciamo, non magari con l'anno precedente perché c'erano più ristrettezze, però è stato un po' tragico anche quest'anno. Anche con le mascherine, insomma la gestione delle mascherine eccetera. COVID, mascherine, sono delle difficoltà che ci siamo dovuti adeguare. Lei come vive? Ha vissuto quest'anno scolastico e quest'ultimo giorno di scuola? Beh, l'anno scolastico abbastanza bene, sono molto contenta e poi adesso senza le mascherine ci sentiamo più liberi, ci guardiamo anche in faccia, i bambini sono contenti e adesso alle vacanze. Io contenta che viviamo il terzo anno delle medie, adesso è l'ultimo anno delle medie, contenta. Contenta, vacanze meritate? Com'è? Vacanze meritate? Sì, anche mio figlio ha meritato, sì. Per voi è davvero l'ultimo giorno perché i vostri figli sono in terza media, come vivete questa esperienza? È un misto di tristezza ma anche di ottimismo per i prossimi anni e c'è una consapevolezza che questo è stato veramente un bellissimo percorso accogliente e comunitario e di grande crescita per i nostri ragazzi, quindi siamo contenti. Sì. Contenti anche voi dell'esperienza scolastica? Prima media, sì. Quindi all'inizio? All'inizio ed è stata una gioia immensa averlo qua e una tristezza che finiscano, però insomma bene, molto contenta. Ma lei per una tristezza che finisca la scuola, ma gli alunni invece? Gli alunni sono tristi che finisca a scuola, sono stanchi, felici che finisca, però tristi perché lasciano comunque i compagni, però si ritroveranno al centro estivo, per cui una sosta breve. Una sosta molto breve, sì. L'ultimo giorno di scuola lei è contenta? Come lo vive? Io sono la nonna di un ragazzino di seconda media, io lo vivo bene questo periodo, però 3 mesi di vacanza sono tanti e tanti, quindi devono mettersi in carreggiata, dovremmo imparare come all'estero, finire la scuola verso fine luglio, poi in agosto riprendere, poi fare le vacanze, una settimana a ottobre, una ai morti e poi le vacanze di Natale, poi quelle di Carnevale, quindi sarebbe tutto un seguito. Lei dice così, ma suo nipote invece? Mio nipote no, adora fare 3 mesi di vacanza e quindi per lui è una cosa ottimale, però essendo io diciamo lo seguo nel pomeriggio con le lingue inglese, tedesco e altre materie, quindi è un impegno, ma questa estate deve lavorare per mettersi in carreggiata per affrontare la terza media. È stato un anno fantastico,
Sarà difficile lasciare un po' gli amici per un po' di tempo, ma ce la possiamo fare. Tu? Sono un po' preoccupata per la terza perché c'è l'esame e tutto, però quest'anno me lo sono goduto veramente perché ho conosciuto anche altri amici. È arrivata anche una nuova compagna ucraina che l'abbiamo accolta a braccia aperte e spero che si sia trovata bene. Ci dispiace perché stava molto bene qui in questa scuola la Francesca, noi veniamo a prendere Francesca e le piaceva e quest'anno è la terza media e quindi finisce, è dispiaciuta. Pronti per vivere gli esami allora? Sì, lunedì iniziano gli esami, tra l'altro le dirò una cosa un po' sciocca, pensavamo se per caso fosse bocciata, gli ho detto saresti contenta di rimanere? E lei ha detto sì perché mi dispiace tantissimo di andare via. Contente dell'ultimo giorno di scuola? Mio nipote non tanto, è un po' dispiaciuto, io sì, è stata una bella esperienza, una bella scuola e siamo contenti. Quindi il nipote rimarrebbe a scuola, la nonna no, come mai? No, la nonna deve fare i salti mortali per arrivare a prenderlo, comunque sì. Quindi insomma vacanza meritata per questi nonni che fanno tanto e anche per i nipoti. Lei è contenta? Certo, ha fatto un cambiamento la nostra bambina, è stata proprio felice di essere qua, veramente complimenti proprio alla scuola qua, veramente. E quindi quest'ultimo giorno di scuola come lo vivete? Come un sollievo? No, no, per loro forse sì, però insomma, no, sono stati contenti. La mia è stata molto felice di essere qua. Ma il Covid vi ha un po' messo in difficoltà nella gestione, no? No, perfetto, tutto perfetto, sì, veramente complimenti a tutti quanti i professori perché sono stati bravissimi. Gli alunni sono felici, stanno uscendo di scuola nel loro ultimo giorno, felice anche il papà? Beh, il papà di un ragazzino di terza media, per cui felice che è finita questa fase e inizierà la prossima settimana ci sono gli esami, il ragazzino è contento, gli mancherà questa scuola, gli mancheranno gli amici, però è pronto per una nuova avventura a settembre, ma un passo alla volta, adesso vediamo cosa succederà la prossima settimana con gli esami. Bocca al lupo! Grazie! Ultimo giorno di scuola si festeggia, avete anche creato un'atmosfera con dei palloncini, seconda A. Sì, abbiamo voluto dare un segno a questo anno che è terminato, molto impegnativo, ma siamo riusciti a superare tutte le difficoltà con entusiasmo e dopo i ragazzi si cimenteranno per mandare via un altro anno con il taglio del palloncino. Il taglio del palloncino decreterà la chiusura ufficiale dell'anno scolastico per arrivare alla terza. E anche la seconda è andata, questo è il messaggio. Spero che siano tutti entusiasti, ho già raccolto qualche adesione, sono molto contenti. E quanti sono in seconda A? Sono più di 20. Quindi insomma è una classe numerosa che vive con entusiasmo quest'ultimo giorno di scuola. Certo, tanto è vero che non vogliono uscire perché l'ambiente è veramente un bel ambiente e quindi lo denota il fatto che stiamo aspettando già da 5 minuti e i ragazzi si trovano talmente bene che non vogliono uscire da quelle due porte. E il papà come vive quest'ultimo giorno di scuola? Vive abbastanza bene, sereno e abbiamo il tempo adesso di riposarci un po' e di riprendere con forza e con entusiasmo il prossimo anno scolastico. C'è una grande festa e anche molte ragazze sono felici di quest'ultimo giorno di scuola? Sì, sono felicissima, finalmente è finita la scuola. Adesso si va in vacanza, finalmente. Tranne che ci hanno dato tantissimi compiti. Quanti compiti avete? Sono dettagli quelli. Abbastanza. Però com'è andato quest'anno scolastico? Molto bene, ci siamo anche divertite. Sei d'accordo con tua sorella? Sì, sono d'accordo. Eccoci tornati in onda per quest'ultimo minuto, abbiamo sentito la gioia dei genitori, insomma, che sono anche un po' più rilassati vedendo i ragazzi che saranno a casa nei prossimi 3 mesi. Che consiglio diamo ai ragazzi, detto da
un dirigente, insegnanti, dal corpo docenti, rilassarsi o no? Assolutamente sì, la prima cosa che devono fare i ragazzi è riposare, questa è proprio la prima cosa. Svuotare la mente. Svuotare la mente, riposare, rilassarsi e fare le cose che piacciono di più a loro, quindi insomma dare libero sfogo ai loro hobby, frequentare gli amici, fare sport, restare il più possibile all'aria aperta, perché questo è un momento in cui loro devono riposarsi e ricaricare le energie in vista del prossimo anno scolastico. Quindi 3 mesi in cui devono davvero recuperare le forze e le energie e trascorrere il più tempo possibile all'aria aperta, fondamentale. Grazie Gerardo per questo suo intervento, grazie a voi telespettatori. L'appuntamento Screenshot torna come sempre la prossima settimana a partire da mercoledì. Grazie, arrivederci.